Il Treviso Calcio pareggia in extremis contro il Bellaria grazie al gol di Maracchi. I biancocelesti perdono così la vetta della classifica. Un gol quasi allo scadere di Maracchi salva la pattuglia biancoceleste dall'insidiosa trasferta romagnola. Ieri il Treviso ha subito il gioco del Bellaria Igea Marina, ma un lampo del centrocampista ha chiuso la partita sull'1-1. Un pareggio che fa perdere la vetta della classifica, superati dal Casale, vittorioso sul Mantova. Il primo a farsi vedere in attacco è Ferretti su cross di Malacarne, ma la palla sfiora il palo. Al 23esimo occasionissima per il Treviso con una gran giocata di Di Girolamo che centra la traversa di destro. I padroni di casa si fanno vedere al 30esimo con Fioretti che si libera in aria, ma è bravo Biagini ad anticiparlo al momento del tiro. Un minuto dopo arriva il gol per il Bellaria su angolo di Martinelli, mani di Cernuto ed è rigore, che Turchetta non sbaglia. Dagli spogliatoi il Treviso esce con il tridente e a fianco della coppia Perna-Ferretti arriva Gallon. Ma il Bellaria a rendersi pericoloso, prima con Turchetta, para Sartorello, poi con Martinelli, fuori di un soffio. Mister Zanin prova la carta Torromino. Al 67esimo è proprio lui su punizione, ma la palla finisce fuori di un soffio. E ancora l'attaccante calabrese a servire la palla gol a Maracchi, che di testa conquista il pareggio. Poi due azioni senza esito di Ferretti e Fioretti. Devo considerare questo punto positivamente perché per come ci siamo presentati oggi abbiamo avuto di buono veramente la reazione e quindi siamo riusciti a pareggiare una partita che molto spesso le perdi. Ecco.